Terza edizione di Gran Premio For Marco, dedicata a Marco Furzi, una giornata che ha come obiettivo la raccolta fondi Libera per donazioni rivolte a un sistema sanitario che coinvolge Pia Castagnaio e non solo, Corrado Costa, Gruppo Sportondi, Acqua e Sapone, una giornata di sport che vi vede assolutamente protagonisti. Sì, è una giornata bellissima, intanto sicuramente lo sport al centro di tutto, perché volevamo socializzare e far capire che un veicolo importante nella società nostra è proprio lo sport, la pratica dello sport a qualsiasi livello. Non serve essere un agonista, ma serve solamente aver voglia di stare insieme agli altri, e tutti gli sport fortunatamente lo permettono. Quindi quest'anno c'è stato questo elemento aggiuntivo che ci sembrava doveroso, perché era in linea con quella che è la nostra idea iniziale di 3 anni fa. Certo. 3 anni fa è iniziata con al centro una manifestazione ciclistica, perché ovviamente Marco era al centro dell'argomento ciclismo, però poi abbiamo pensato di poter allargarla a chi comunque ha conosciuto anche Marco in altri vesti, come preparatore, come massaggiatore, quindi ci sembrava idonea una cosa del genere. Qui Pia Castagnaio dà dei segnali anche sotto questo aspetto. Lo sport è un po' come la musica, deve mettere tutti d'accordo, è trasversale. Sì, io dico sempre che ci sono 3 cose che mettono d'accordo: la tavola, la musica e lo sport, e questi sono gli insegnamenti, ma non che dobbiamo passare come un libro scritto, ma con la pratica, con le azioni a quelli che verranno dopo di noi, e riuscendo a capire che la montagna, il Monte Amiata, tutti i paesi del Monte Amiata hanno una fortissima possibilità di emergere in tantissime discipline sportive. L'unica difficoltà è che qualche volta capiamo di essere un po' decentrati rispetto ai meccanismi grandi, però con la volontà, con la voglia, con la costanza, con la tenacia, poi si cerca di farli avvicinare, o comunque si cerca anche che anche gli altri si accorgano di noi. Possiamo divenire un centro più che una periferia? Come no? E questo è un po' il messaggio che poi anche come Acqua e Sapone, ma anche come Tondi, insieme avete sempre voluto lanciare. Oggi c'erano ipercampioni qui nell'MTB, un percorso meraviglioso in un parco che sicuramente altrettanto bello, e soprattutto tanti giovanissimi e tanti bambini questa mattina nelle pratiche sportive. Vero. Questa è una grande... È un segnale, noi lo dobbiamo cogliere, dobbiamo essere bravi a coglierlo per poterlo diffondere il più possibile. Abbiamo un territorio che ce lo invidiano, chi viene a conoscerlo da fuori, che ancora non l'ha conosciuto, ce lo invidia, e quindi c'è questa possibilità di esprimere, di far esprimere i ragazzi. Quindi l'anno prossimo, se possiamo, ancora meglio, con